Un bellissimo applauso a questa bravissima cantante Alice Favaro, e vicino a lei chi c'è? Un cantautore, Matteo Tisato, che era alla tastiera. Però io voglio conoscere subito questo cantautore prima di presentarvi gli ospiti, perché lui sta facendo una cosa importantissima, sta dando spazio ai giovani, alle loro voci. E cosa ha pensato di fare? Matteo. Sì, noi, perché parlo di noi? Perché io e Sandro Sartori, che siamo gli organizzatori di un concorso canoro che si chiama Il Voto alle Voci, che è da 32 anni ormai che esiste. Noi abbiamo preso in mano questa situazione dopo diversi anni, fatta dal patron che è Enzo Morini, e avevamo una mission da portare avanti, quello di cercare di dare spazio in qualche maniera ai giovani qui del Triveneto, quelli quindi delle nostre zone, cercando di metterli a disposizione quello che potevamo, ossia le piazze, dei palchi, degli impianti importanti e l'esperienza che la giuria o altri ospiti d'onore potessero
potessero avere per cercare di aiutarli a crescere. Infatti il Vota le Voci è un concorso un po' diverso da tutti gli altri, diciamo, è un tour, nel senso che non è che si faccia tipo una semifinale, una finale, finisca lì tutto. Ci sono diverse tappe, in ogni tappa c'è un vincitore e la somma di queste vittorie, di queste tappe, portano ad una finalissima dove i ragazzi dopo si giocano la finale. E chiunque può partecipare, Matteo? Chiunque, anzi, se qualcuno da casa questa sera, qualche giovane ci sente, cosa vuoi dire? Io vorrei dire che se hanno voglia possono andare nel sito www.votalevoci.com, dove possono trovare tutto per potersi iscrivere, i moduli e tutto quanto. Ragazzi, ci sono tantissimi concorsi, ho un po' la presunzione di dire che è un po' diverso dagli altri per il fatto che diventa una palestra nella propria crescita. E volevo ringraziare anche Rete Veneta perché abbiamo una partnership quest'anno con questa bellissima emittente. E infatti qualche cantante che ogni tanto vedete qui in trasmissione sono ragazzi che hanno partecipato al Vota le Voci. Matteo, non è un pesce d'aprile, è la verità quello che stiamo dicendo, perché è il primo, ma non è un pesce d'aprile, è una verità. Spazio ai giovani con Matteo Tisato e tutte queste giovani bellissimi, ma soprattutto bravissimi, delle voci meravigliose. Presentiamo subito gli ospiti di questa sera, perché capirete il perché. Chi ho alla mia destra? Ho Barbara Stefani e Franco Dell'Anna, che sono i genitori della piccola Angela che non c'è più. Però nel mio promo cosa ha detto? Cosa riescono a fare certi genitori per ricordare questa bambina che non è diventata donna, questa ragazza, che con il loro amore hanno contribuito a far sì che altri giovani poi usufruiscono di questi contributi che loro continuamente danno, questa associazione che poi vi parleranno, è veramente una cosa importante. Mentre alla mia sinistra ho Giacomo Visintin, autore e componente dei ragazzi del tour, come la nostra Alice Favaro, che ringraziamo perché voi non lo sapete, ma è stata una news perché lei non doveva cantare assolutamente questa sera, perciò avete sentito cosa siamo riusciti a fare, cosa è riuscita a fare Alice all'improvviso, perciò doppio applauso veramente Alice, perché te la sei meritata tutta. Allora Barbara, raccontiamo un po' assieme a tuo marito Franco cosa è successo nella vostra vita e perché è nata questa importante associazione. Certo, intanto innanzitutto buonasera a tutti e grazie di averci invitato questa sera per parlare di Angela. Angela purtroppo è nata alla fine della gravidanza, è nata con una paralisi cerebrale, ovvero ha avuto un'anossia alla nascita, quindi una mancanza di ossigeno, ha avuto purtroppo il cordone ombelicale attorno a un piedino e questo purtroppo ha fatto sì che ha causato delle problematiche cerebrali abbastanza importanti. Quindi il fatto per noi molto semplice di poter mangiare, di poter parlare, di poter camminare, di poter bere, cosa molto ovvia per noi, per i normodotati logicamente, per lei era impossibile. Di conseguenza ha avuto una vita molto difficile e noi con lei, perché la gestione 24 ore su 24 era veramente molto difficile da gestire e quindi abbiamo avuto un percorso di vita veramente difficile. Ecco, vediamo per lei. Le immagini, Barbara, che voi ci avete, grazie, mandato, perché è giusto far vedere anche queste realtà, perché non è da nascondere, è da far vedere per capire e per aiutare anche altri bambini. Certamente. Quindi finendo il discorso abbiamo avuto tanto tempo, purtroppo abbiamo vissuto in ospedale con Angela perché ha avuto tante problematiche e quindi purtroppo nel 2013, l'11 giugno del 2013 Angela ci ha lasciato. Ci ha lasciato perché non fosse così vana tutta questa sofferenza in tutti questi anni. Abbiamo deciso, io e mio marito, di fondare un'associazione a nome suo. Allora Franco, e qui è nata l'associazione appunto che Barbara stava spiegando, quanto importante è riuscire a superare quell'attimo che invece ti fa crollare, che dice basta, invece bisogna andare avanti e cercare di reagire nel migliore dei modi, ma soprattutto voi, come tante associazioni che io ho avuto qui ospite, cercate di aiutare il prossimo vostro. Ecco, certo. È una cosa che io vi dico veramente grazie, perché grazie a queste associazioni se tanti riescono ancora a respirare e ad essere aiutati. Prego Franco.
Allora, diciamo che appena Angela ci ha lasciato è nata in noi subito la consapevolezza di, come diceva mia moglie appunto, che questa sofferenza, tutto questo forte pathos che abbiamo vissuto in quegli anni, in quel momento proprio nella mancanza di Angela, che non andasse perduto. In qualche modo era giusto aiutare qualcun altro. E noi, come ha detto mia moglie, in 10 anni di vita di Angela, in cui l'ospedale, il reparto pediatrico del Cafoncello è stata per noi casa, perché a volte avevamo ricoveri anche di 6 mesi, quindi vedevamo veramente di tutto. E a volte ringraziavamo Dio proprio perché c'erano casi addirittura peggiori di Angela, nonostante Angela fosse tetraplegica. Sentite cosa sta dicendo questo papà con una disperazione che lui ha provato, che ha sentito. C'erano dei casi peggiori dei nostri. Assolutamente. E chiaramente con i figli ci sono anche i genitori, quindi la sofferenza io dico sempre, un figlio, molto spesso si stabiliscono dei target, i figli sono sempre figli, in qualunque situazione, vale sempre la pena di vivere con un figlio che è anche in queste condizioni. Noi all'inizio nostra figlia, secondo i medici, doveva vivere 5 giorni. In realtà è vissuta 10 anni. Pensate, io direi, se sei d'accordo Franco, di andare con il primo servizio. Certo. Andiamo a vedere. Non ci sono parole, è proprio la musica di Angela questa, avete visto? Mamma e papà sono sempre emozionati, anche se è uno spot che loro ci hanno concesso, ci hanno dato l'autorizzazione di far vedere, perché hanno capito l'importanza di aiutare. Questi spot servono a questo, a rimuovere le coscienze, a svegliare quegli animi, a quelle orecchie che sono sorde e che bisogna invece cercare di far capire che queste associazioni vanno aiutate per aiutare altre persone in difficoltà. Allora, io adesso mi rivolgo a Giacomo Visintin. Giacomo, tu fai parte appunto dei ragazzi del tour, ma vedendo questi genitori, qui c'è anche la sua mamma che poi faremo entrare perché Alice ci lascerà nel primo tempo perché ha dei problemi e perciò giustamente deve andare via, però entrerà la mamma di Giacomo e gliel'ho messa proprio vicina perché voglio proprio vedere questo rapporto. Ma vedendo questi genitori, vedendo questa meravigliosa bambina che nonostante tutto, nonostante i medici dicevano durerà pochi giorni, invece l'amore, ecco, questa bambina che sentiva l'amore ha continuato a vivere, perché l'amore è la medicina migliore che ci sia. Cosa vuoi dire? Cosa hai provato nel vedere queste immagini, Giacomo? Beh, devo assolutamente ammettere che hanno una forza d'animo veramente pazzesca ed è bello vedere come anche da situazioni di questo tipo si possa avere qualcosa di positivo, come appunto dei progetti come il nostro, come l'associazione loro, insomma è veramente una cosa che
fa sparire le lacrime e fa venire il sorriso, se ci pensiamo, perché comunque appunto sono iniziative veramente importanti e complimenti. E voi di quale iniziativa fate parte allora? Spiega un po' perché sei qui questa sera, Giacomo. Sì, noi abbiamo realizzato, ecco, tanto facciamo vedere il logo, l'hashtag, un brano inedito che si chiama Un bacio dato al vento, su coordinazione di Alfredo Capuano, che ovviamente volevo ringraziare, appunto in associazione in collaborazione con l'associazione La Musica di Angela. E questo è importante chiarire. Assolutamente, quindi è uno scopo assolutamente benefico, e abbiamo tra l'altro, io personalmente e anche Alfredo, già avuto modo di collaborare qualche anno fa con un brano diverso, una cover. Invece questa volta abbiamo voluto creare un brano da zero, quindi con la collaborazione di vari cantanti, tra cui appunto anche Alice, e quindi creare le musiche da zero, le melodie, il testo, e devolvere tutti i proventi delle vendite appunto in beneficenza per la musicoterapia. Ecco, per la musicoterapia. Alice, cosa vuol dire per te musicoterapia? Io ho detto la terapia aiuta, ma la musica aiuta molto anche la terapia. Sì, cioè la musica in generale dà energia, dà forza, dà positività e ti fa andare, secondo me, come diciamo cantante, che per me è una passione davvero, la musica ti porta in un'altra dimensione, quindi secondo me è una delle terapie migliori, la musica, è una delle terapie migliori perché ti dà tanto e ti risolleva dopo sofferenza, dopo debolezza, quello che è. Abbiamo visto delle persone in coma che grazie anche alla musica, sarà stata la musica, sarà stato il cantante, però hanno riaperto gli occhi. Qualcosa funziona con la musica, basta vedere anche qualsiasi cosa, quando tu abbini la musica la vedi sotto un altro punto di vista, crea quell'atmosfera che solo la buona musica, non parliamo della cattiva ma è la buona musica, quella che ha portato anche Matteo Tisato qui nei nostri studi con questi cantanti meravigliosi, con queste voci bellissime che aiutano anche a dei progetti veramente nel sociale molto importanti. Barbara, te la senti adesso di parlare, di aggiungere qualcosa, perché prima ti ho visto emozionata ed è una cosa non normale di più, però ti ho lasciato un po' respirare. Cosa vorresti dire dopo aver sentito anche Matteo e Giacomo e Alice? Niente, che noi siamo ben contenti di questo progetto che, cito sempre, Alfredo Capuano è un'idea sua praticamente, insieme con altri cantautori dove c'è anche Walter Piva, Ginocchiello, esattamente si chiama Alessandro Delia, in arte Ginocchiello. Ecco, loro insieme ad Alice e a Giacomo, Eleonora Quinci, no. Esatto, altri nomi, hanno appunto scritto questa canzone. Io quando ho visto soprattutto tutto quello che alla fine, questo percorso, no? Perché è stato un percorso, no? Quindi prima il fatto di ritrovarsi tra di loro, i ragazzi si sono ritrovati tra di loro, hanno scritto questa canzone, dovevano cercare di trovare un tema, di non essere troppo pesanti, di non essere troppo... Hanno, diciamo, fatto questa canzone, hanno scritto questa canzone, dico la mia emozione è stata forte, perché ho detto guarda Angela cosa è stata capace a fare. Allora continuiamo a guardare lo spot di Angela, perché è uno spot che fa capire tante cose e dà la forza a questi genitori, ha dato la forza di creare un'altra cosa, un'altra musica, ma sempre per Angela.
2 volte vi ho fatto vedere lo spot, perché sono immagini che devono rimanere impresso a qualcuno. Perché di solito una volta, voi non avete idea quanta fatica a riuscire a far vedere un bambino solo perché aveva qualche malformazione. Il bambino veniva nascosto, basta, io dico basta, sono dei bambini meravigliosi che se anche hanno qualche malformazione o qualche difetto, guardate, devono essere aiutati, devono essere visti. Perché nasconderli? Io, Barbara, scusami, ma ho voluto veramente per ben 2 volte, perché non è facile trovare genitori che si mettono in gioco e che fanno vedere quello che fanno vedere con queste foto, ma soprattutto per aiutare. Cosa c'è da nascondere di questa meravigliosa bambina? Niente, io penso. No, ecco, è una battaglia che io combatto da tanti anni, sai Barbara, voi non avete idea, anche quei diversamente abili, delle volte che giocavano, che ridevano, che scherzavano, io non dovevo farli vedere, dovevano essere nascosti, ma io dicevo, ma nascosti da chi? Ho fatto delle liti pazzesche, lo dico qui in trasmissione perché è storia vera. Certi genitori ancora adesso cercano di nascondere questi meravigliosi bambini che sono delle creature eccezionali. Prego Barbara. No, giusto, perché poi vergognarsi? Assolutamente, sono creature di Dio, sono creature, quindi sono esseri umani che anzi che hanno forse più bisogno di rispetto di altri. Bravissima. Quindi non vedo perché bisogna nascondere. Però anche tu ti sei scontrata delle volte con queste realtà, qui passo a tuo marito Franco, che veramente delle volte ti chiedi, ma con chi sto parlando? Chi è il mio interlocutore che ho davanti? Ma è sensibile, riesci a capire l'amore dove può arrivare? C'è la distinzione, no, dell'aspetto medico rispetto alla questione proprio del genitore. Noi non vi nascondiamo che abbiamo avuto parecchi momenti di scontro con tanti medici. Ci sono stati medici meravigliosi perché noi siamo stati supportati. Ed è giusto dirlo, assolutamente. Certo. Però anche in quell'ambito ci sono anche persone che ci hanno veramente deluso e soprattutto dove la vita, come possiamo dire, il fatto di come vale la pena vivere viene messo in discussione. Esatto. Quindi qui si va anche in ambito etico, quindi è difficile anche parlare di questi aspetti. Però la privacy, l'etica, si può dire di tutto e di più, però l'obiettivo bisogna tenere la barra dritta e raggiungerlo, certo, proprio andando avanti anche contro questi pregiudizi che io chiamo. Sa cosa Mirella? È soprattutto l'aspetto del valore della vita, cioè molto spesso si mette in discussione e si dice cosa vale la pena portare avanti e cosa non vale la pena portare avanti. Per certi medici nostra figlia non valeva la pena investire, c'è stato usato questo termine, continuarla a farla vivere. Esatto, investire, il termine anche quasi economico, no? del fatto di perdere del tempo con una bambina che era in quelle condizioni, il che insomma a noi non si può parlare di queste cose, da genitore non si può parlare di queste cose, assolutamente. Ma secondo te Franco, possiamo anche, ormai siamo dati del tu prima, vedo che il momento è favorevole più al tu che a lei. Senti Franco, ma cosa ti sentiresti di dire? Ecco, abbiamo un direttore generale che è il dottor Francesco Benazzi, che io ringrazierò sempre perché difficilmente si trova persone sensibili, bisogna dirlo, non sono sviolinate, bisogna dirlo, quando si trovano delle persone veramente che hanno un'etica morale, che capiscono la sensibilità del genitore che hanno di fronte, del familiare, dell'ammalato, bisogna dire chapeau, perché non è facile sempre trovarli. Ecco, delle volte ti trovi con dei muri di gomma, dei bacchettoni, che dici ma chi lo ha messo questo sul sociale? Ecco, io ho il coraggio di dire queste cose perché le vivo e le provo, ma chi è chi ha messo davanti? È una cosa pazzesca, mentre quando trovi delle persone importanti, perché poi da là scatta tutto il meccanismo, perché anche tu nel reparto ti senti accolto, ti senti un po' coccolato e diciamo anche se ti viziano un po' niente di meglio. Come hai vissuto questi mesi terribili? Come tu hai detto, anche 6 mesi di ospedale, non è facile, guardate. È proprio questo, proprio la questione di avere a che fare spesso con dei medici che non... abbiamo fatto parte a tantissime riunioni in cui veniva discusso cosa vogliamo fare di questa bambina, no? È un po' come se dipendesse da noi, se fossimo noi a dover decidere. Come un oggetto che sposti a destra, a sinistra, o lo togli o lo lasci. In quei casi proprio viene avanti l'idea che sei veramente un numero per certe persone e non è un luogo comune, è proprio una cosa che noi abbiamo
toccato con mano, assolutamente. E questa cosa molto spesso caricava noi genitori di dover fare delle scelte che insomma non dipendevano certo da noi, insomma, certo, no? perché dire, dopo viene visto anche il genitore in maniera magari anche un po' diversa da quello che è veramente il genitore che sta cercando di aiutare questa bambina, anche se sa benissimo che non si sa fino a quando, ma intanto si va avanti. Noi eravamo si guarda. consapevoli del fatto che prima o poi Angela ci avrebbe lasciato, perché la situazione, eravamo consapevoli del fatto che vivendo in ospedale abbiamo capito, ormai capivamo anche le procedure mediche, perché insomma sei lì con loro, capisci anche che cosa avviene, e di conseguenza è chiaro che nel tempo ci rendavamo conto che la situazione stava peggiorando, è inevitabile, anche perché i danni non erano solo cerebrali ma poi erano renali, quindi la situazione clinica generale si stava complicando nel tempo. Ma io dico sempre, Angela ha scelto lei il momento, secondo me, perché c'è un momento per tutto, quindi è anche giusto che, anche, soprattutto in questo momento così fatale che è la nostra morte, purtroppo bisogna dire questo, lei secondo noi ha deciso, perché era il momento opportuno per fare questo passo. Però voi avete fatto una cosa bellissima che io ho visto e che noi tutti questa sera abbiamo visto, è il sorriso di Angela. Siete riusciti a farla sorridere, lei sorrideva, aveva questi occhietti che guardava e capiva, perché vedevi che, ecco, è vero Barbara, cioè, anche tu rivedendolo, so che l'emozione è talmente grande per una mamma e per un papà che è una cosa che non si può descrivere, però io sono convinta che se anche ci ha lasciato a 10 anni, però lei ha provato qualcosa che se non aveste fatto le battaglie che avete fatto, lei magari non avrebbe provato, non avrebbe provato a sorridere, non avrebbe provato ad aprire gli occhi, a vedere le persone che l'amavano attorno a lei, e per questo vi dico grazie, grazie di cuore, e andiamo col prossimo filmato. Ora che il sole cala in fretta e già sai che l'amore non aspetta, saprai sorridere di più, provaci anche tu una giornata perfetta. Piccole che io ho avuto già, un bimbo che mi sorride entra con l'odor di mare che mi riporta indietro a te. Felicità, un bacio dato verso il vento, è l'eternità di un abbraccio che sfida il tempo. Senso di un universo che ha del quotidiano, parlare piano attorno al fuoco tra i racconti del nonno, la zia in cucina che prepara il piatto del giorno. Oggi questa è una giornata perfetta per muovere a piacimento sul quadrante la lancetta, ore di strada solo per un caffè, o ridurre il tempo un millisecondo per darlo a te. Non sempre tutto capita, lascia un messaggio alla felicità. Cercherà, prendi il volo e afferrala, e se poco basterà. Parte da te un viaggio in cui ti starò accanto, Ginevra dal Kenya fino al Portogallo, sento che c'è qualcosa che ci spinge dentro. Da sé le cose quando vivi il tempo. È la luna che ti indica la strada, sui palazzi il fumo di una pipa, nei cartoni Barabba che respira, il suo cappello ti chiede una moneta. Affossa in una fossa una Ferrari testa rossa, squarsa in una pozza la regina grossa e grassa, fango sulle scarpe di questa bomboniera, chiacchiere di sera sui buchi di una sedia, aroma e amore sui resti di una caffettiera. Felicità, un bacio dato verso il vento, è l'eternità di un abbraccio che sfida il tempo. La felicità è far del bene, nulla in cambio, è la musica, tutti insieme le note del cuore. Ora che il sole cala in fretta e già sai che l'amore non aspetta, sai
La canzone di Angela, prego. Sì, adesso sentite i nomi. Adesso sono più emozionato di prima. Ecco. Perché questo è un progetto che scaturisce da Angela, perché in qualche modo la musica di Angela, la nostra associazione, che organizza durante l'anno un concorso canoro, che ci uniamo un po' a quello che fa Matteo. Per quanto riguarda... E così vi siete anche incontrati questa sera, perciò niente di meglio. Ci potrebbe essere un'ottima collaborazione. Giralo però perché è storto, bravissimo, eccolo là, l'emozione. Lo guardavo da me. Allora, stavo dicendo, allora il nostro concorso si chiama Le note nel cuore. Quest'anno ha preso anche l'appellativo di premio Tony Toresan alla memoria di un cantante trevigiano di paese che è scomparso l'anno scorso. Noi ci teniamo molto perché quando un uomo vive per la musica è giusto nominarlo. Tra l'altro bravissimo, perché era un tenore, quindi era anche una voce tonante. Assolutamente. E diciamo che grazie a questo concorso che noi realizziamo a marzo, quest'anno proprio qualche giorno fa abbiamo avuto la terza edizione, Alice è stata vincitrice dell'edizione scorsa di questo concorso, e durante l'estate facciamo un piccolo tour, coinvolgendo un po' le cose. Ci accomuna molto questa cosa, anche se molto più in piccolo, perché noi siamo appena nati, perché è la terza edizione appunto quest'anno. I ragazzi che hanno partecipato l'anno scorso su iniziativa di Alfredo Capuano, che è uno dei partecipanti della scorsa edizione, dell'edizione numero 2, è venuta l'idea di fare questo brano, Un bacio dato al vento. E l'avete ascoltato, è meraviglioso, perché a parte che ci dà emozione perché è scaturito da noi, ma in qualche modo è una loro creatura, insomma, è giusto. Ed la cosa che mi ha emozionato molto è stato vedere che dei ragazzi giovani che in qualche modo si sono uniti fra di loro e hanno fatto una cosa che è venuta spontaneamente, non è stata una nostra proposta. Questo è stato il bello, questo ci ha fatto capire quanto amore c'è intorno a volte, intorno alle associazioni. E questa cosa ci ha riempito veramente il cuore d'orgoglio, perché oltre a tutti i progetti che facciamo nei vari, di cui parleremo magari dopo, diciamo che questa cosa che è quello che noi facciamo come associazione nel territorio per cercare di far conoscere l'associazione, il concorso è una delle occasioni in realtà per raccogliere quei fondi necessari per poi pagare i professionisti che vanno a fare i nostri progetti di musicoterapia. Quindi sapere, vedere, constatare che intorno a noi c'erano ragazzi così che si sono presi la briga di trovarsi, perché è stata una cosa lunga, come diceva prima mia moglie, è durata mesi, insomma. Senti Franco, però, e anche a te Barbara, noi vediamo questi ragazzi sempre descritti male, ubriaconi, bulli, invece io continuo a difenderli perché forse, o perché faccio parte di questo mondo del volontariato dove ci sono anche tantissimi giovani, o dove perché io tocco anche con mano la sensibilità di tanti giovani, ma giovani colti, preparati, sensibili. Voi non avete idea, se andate al mare a vedere anche dove ci sono queste associazioni di volontariato che accompagnano questi ammalati, rinunciano alle loro ferie per aiutare il prossimo, guardate che sono tantissimi, tutti i giovani, non si vedono mai, il giovane non fa scoop. Io penso che anche grazie a queste vostre iniziative, alle iniziative di Matteo Tisato e a tutti quelli che cercano di portare avanti questi ragazzi con grande fatica, perché diciamolo, con grande fatica, perché gli aiuti sono sempre pochi, vanno indirizzati in cose sbagliate, in cose giuste sempre poco, però cercate di dare spazio a queste voci che magari nessuno aprirebbe a loro le porte. Barbara, cosa vuoi? No, è vero questo. E invece c'è una buona sana gioventù che fa molto e crede in quello che fa. Quindi è bello che in questi sogni che hanno questi ragazzi ci sia anche la possibilità di poterli poter esaudire anche nelle piccole soddisfazioni, come può essere una canzone così, che può essere difficile a volte, no? Doverla gestire. E invece noi siamo veramente molto contenti di aver conosciuto questi ragazzi tramite il concorso, logicamente, e che io metto sempre questa mia piccola, sottolineo sempre che Angela fa sempre tanto e apre la strada. Vuoi che ti dica la verità, Barbara? Io non sapevo di Tisato che oggi sarebbe stato qua e in che veste. Io avevo invitato voi e poi all'improvviso ho
capito che oggi era il giorno giusto. Matteo Tisato, senza volerlo, la data, il 1° aprile, sembra proprio scherzo di aprile, queste due associazioni che hanno l'unico obiettivo è quello di aiutare i giovani, di far conoscere questi giovani bellissimi che sono, di trovarsi. Cosa vuoi dire, Matteo? Beh, a parte che ci sarebbero tante cose da dire, però io, fatalità, conosco tanti ragazzi che hanno fatto questa canzone. Persona Alfredo, lo conosco, è un personaggio incredibile, bravissimo cantante. Ginocchiello, persona meravigliosa. Conosco un po' tutti, Giacomo da una vita, ho avuto il piacere di conoscere lei adesso, perché è così, quindi più che far capire cos'è la potenza della musica, già questo, ci siamo visti, facciamo e abbiamo fatto. No, mi permetto di dire solo una cosa, a parte che quando uno organizza musica ha sempre vinto a prescindere, nonostante ci sia una malattia all'interno della musica adesso per questa forma di arrivismo che è diventata una cosa ingestibile, ormai tutti vogliono diventare, in realtà alla fine la musica deve avere la forza, quella che hanno dimostrato i ragazzi, che serve per queste cose qua. Noi Fatalità poco tempo fa insieme abbiamo fatto una cosa per una ragazza che non c'è più ed è stato un evento meraviglioso per la Chiara, che è stata una cosa meravigliosa, tutti assieme, tutti e dobbiamo ricordarlo anche questo evento, questa ragazza, anche se la non Chiara c'è più, Duse è stato un evento anche per i suoi familiari. Meraviglioso. Volevo solo dire una cosa che mi è arrivato fortissimo addosso. Come io a volte così al sabato sto a casa e vedo tipo c'è posta per te, cose così, e vedo genitori che hanno il coraggio di non voler rivedere il proprio figlio, no? Sì. E penso, lo so che è assurdo, però forse quei 10 anni vostri hanno valso molto di più dei 40 anni di persone che non si sono più viste, più sentite per un litigio, per una cosa. Quindi, per una banalità. Per una stupidaggine, quindi è difficile accettare un quantitativo di 10 anni, però probabilmente vissuto come l'hanno vissuto lui vale quasi di più di tanti anni vissuti in maniera mediocre da altri. Grazie Matteo Tisato di queste parole, è un cantautore proprio nel vero senso della parola. Allora noi salutiamo Alice Favaro che se ne deve andare, intanto facciamo il punto di Leopoldo Bottero, che vedrete un punto importante, e così facciamo entrare l'altro ospite. Andiamo a vedere il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Com'è che si diceva? Canta che ti passa. Poi io ho saputo che c'è della gente, quelli che si fanno la barba, che mentre se la fanno canticchiano. Poi si canta in tante occasioni, si canta in chiesa, si canta fuori, si balla con la musica, no? Si passano delle belle serate. E una applicazione abbastanza nuova ma molto interessante è la musicoterapia. Un bambino, invece di fargli una puntura di calmante, gli fai ascoltare un po' di buona musica o lo fai lavorare sulla musica, che è cultura e quindi qualità della vita, e migliora la sua vita. Abbiamo scoperto che, mi perdonino i musicisti, anche alle mucche quando fanno ascoltare le grandi sonate aumenta la produzione di latte perché sono più felici, no? E questo succede con tutti gli uomini e in particolare evidentemente con i malati, quindi ben venga la musicoterapia. La musicoterapia è sicuramente una medicina non invasiva e sicuramente fa crescere anche dal punto di vista culturale le persone. Grazie per averla inventata. Grazie a Leopoldo Bottero per questo importante punto. Anche le mucche quando sentono la musica il latte diventa ancora di più, perché vuol dire che qualcosa funziona. Allora salutiamo la nostra ospite Sandra Nardean, ex insegnante, che è la mamma di Giacomo Visintin. Allora, questo amore per il canto, per la musica di suo figlio, com'è nata? Perché dobbiamo capire anche che questi ragazzi vanno un po' assecondati in queste loro scelte nel percorso della loro vita. Cosa ha provato lei quando vedeva che suo figlio, basta vederlo, aveva iniziato da piccolo a muoversi, a cantare? Ci racconti un po' come è nato Giacomo Visintin con questa passione? Beh, io non posso far altro che appoggiare, diciamo, tutto quello che fa mio figlio, anche perché personalmente la musica ce l'ho sempre avuta nel cuore, nel sangue. Infatti ricordo che appena lui era nato ballavo davanti a una credenza con una vetrina, sentivo la musica, ho sempre creduto alla musica da sentire in gravidanza, alla musicoterapia, che è un'iniziativa meravigliosa che non solo è importante dal punto di vista dell'arricchimento personale,
culturale ma soprattutto psicologico, emotivo, cioè agisce proprio a livelli molto profondi in casi di bambini autistici, di bambini... Io so che lei ha seguito appunto anche questi casi, perciò può dire quanto importante è questa musicoterapia per certi ragazzi che hanno dei problemi. Si fa veramente miracoli, proprio a livello emotivo, a livello psicologico. Non l'ho praticata personalmente, ma avevo dei colleghi insegnanti di musica che la praticavano. Io facevo sostegno e ho fatto parte di tanti laboratori con ragazzi Down, ragazzi autistici, e quindi non posso che essere a favore di questa iniziativa, perché come lei diceva, se riesce a smuovere gli animi, e abbiamo visto i vari episodi di persone in coma, possiamo immaginare ad altri livelli cosa possano muovere dentro. Da ex insegnante, cosa si sentirebbe di chiedere per la scuola? Cioè, più musica all'interno della scuola, perché delle volte i ragazzi si annoiano in certe materie, diciamo. Perché non aiutare invece con la musica a capire questi ragazzi che magari hanno delle virtù nascoste all'interno e non riescono ad esprimerle, e magari la musica può, perché la musica è cultura e non dimentichiamolo. Cioè la musica è cultura. Prego. No, io a parte che adesso sono fuori dalla scuola da tempo, però ho sempre sostenuto che la scuola è molto indietro rispetto alla società, per cui andrebbe rinnovata. Vedo che suo figlio fa così con la testa, di sana pianta. E soprattutto rispetto ad altri paesi anche, non solo... Cosa vorresti dire tu dopo aver sentito anche tua mamma, ex insegnante, poi che dice... Scusi, mi permetto di dire anche il lavoro dell'insegnante, perché è un lavoro molto impegnativo, di grande responsabilità, che però non viene apprezzato e considerato, perché io dico, per fare l'insegnante ci vuole in un certo senso la vocazione, non è un lavoro in cui tu stai dietro un tavolo. È quasi una missione, diciamo, l'insegnamento, hai perché a che fare esatto, con materiale umano che si rinnova giorno per giorno, quindi non puoi mai ripeterti, devi sempre, a seconda di ogni singolo bambino, ogni situazione, capire cosa stai vedendo in quel momento. E soprattutto anche io insegnavo alle medie, ma sia all'inizio della scuola elementare alle scuole superiori, non è importante soltanto conoscere la tecnica della propria disciplina, ma saperla trasmettere, perché tutti possono essere in grado di conoscere bene la loro materia, ma se non entri nella mente di ogni singolo ragazzo, sai relazionarti con questo ragazzo, non c'è il rapporto umano, secondo me. Allora adesso sentiamo suo figlio Giacomo cosa dice, le parole sante, direi, di questa mamma che da insegnante può dire qualcosa di importante, come l'ha detto, perché ha detto delle cose importanti, ha messo gli errori e i pregi della scuola. È giustissimo, io ho varie conoscenze di insegnanti o gente che comunque studia in quest'ambito qua per diventare insegnante, e sto vedendo che anche da quel punto di vista, cioè per arrivare a fare l'insegnante, sono cambiate tante cose rispetto agli ultimi anni, cioè proprio l'approccio dell'insegnante, di come spiegare, come appunto rapportarsi agli studenti, ai bambini soprattutto, che è la cosa più difficile probabilmente, è cambiato molto, nel senso che si sono scoperte nuove frontiere, insomma nuovi principi, ed è lo stesso con la musica alla fine, giustamente, come bisogna arrivare comunque ai ragazzi attraverso l'insegnamento. Anche gente come me, l'Alice, Matteo, che facciamo musica, in quel modo possiamo arrivare alla gente, quindi se si può utilizzare questo strumento per fare del bene. Tra l'altro nel progetto nostro vari artisti hanno anche al di fuori di questo progetto lavorato con brani sul sociale, quindi come Walter Piva, come Ginocchiello, come me, quindi siamo molto propensi a comunque cercare di trasmettere un messaggio con la musica, non la musica fine a se stessa. Io dico sempre, perché dicono i ragazzi seguono i ragazzi, invece io porto sempre l'esempio di Vasco Rossi, di questo uomo non più giovane, però che è seguito da folle immense di ragazzini, non solo di genitori dico porto mio figlio invece è perché anche loro vogliono sentire, perché è riuscito a entrare proprio dentro di voi, nel vostro cuore, con una semplicità, con le sue canzoni che lui ha scritto meravigliose, che parlavano ed erano sensibili sui problemi che stavate vivendo voi, quando diceva lasciateli liberi, lasciateli respirare, perché questo era il messaggio, lasciateli sbagliare.
Cosa vuoi dire, Giacomo? Beh, io dico sempre la semplicità non è banalità, e nel fare musica, nello scrivere testi soprattutto, essere semplici è fondamentale alla fine, perché comunque è il modo più diretto per arrivare, però appunto non vuol dire essere banali, cioè si deve riuscire a trasmettere un messaggio di fondo importante, che poi a seconda di periodi storici è anche diverso a livello culturale, cioè i messaggi che venivano trasmessi una volta con Ligabue, Vasco Rossi, Max Pezzali non sono quelli che vengono trasmessi adesso. Poi non voglio essere neanche un bacchettone, perché la musica alla fine è musica, per carità, ognuno è libero, cioè è bello anche quella, libertà di espressione, ognuno può dire quello che vuole. Io personalmente preferisco comunque riuscire a trasmettere un messaggio a livello sociale o personale o quant'altro, che comunque possa essere di insegnamento a qualcuno, perché sennò non è utile. Esatto. Allora io mi rivolgo sempre a tua mamma, quanto importante è relazionarsi con i giovani, ma soprattutto saperli ascoltare, perché loro hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati. Forse l'adulto, anche il genitore, diciamo, fa fatica. Io ho intervistato proprio la scorsa settimana un medico, un psichiatra, e ha detto sì, purtroppo abbiamo dei bambini che soffrono di questo, o troppo apprensivo il genitore, oppure lascia troppo solo questo bambino, che poi ha dei problemi veramente enormi e deve essere curato. Cosa vuole dire? È vero, il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo. Il genitore, bisogna dire però che qualsiasi azione compia lo fa sempre per il bene del figlio. Anch'io con mio figlio posso avere a volte dei contrasti, dei conflitti. Ho visto come lo guarda, che delle volte mi fa arrabbiare, voleva dire. Beh, lui ha un bel caratterino, noi abbiamo tante cose in comune, ma dopo per alcuni aspetti siamo anche diversi. Poi l'esperienza di una mamma, cioè l'esperienza serve per poi imparare a controllare un po' gli animi, perché lui avrebbe un carattere impetuoso, focoso, però è molto naturale, molto spontaneo, molto un ragazzo sensibile. Ecco, bravo Giacomo, mamma scusa, dica la parola giusta. Sensibile senz'altro, tant'è vero che io ritrovo anche me stessa in lui, nelle sue anche battaglie interiori, nei suoi conflitti interiori, che poi aiutano a crescere. È fondamentale appunto ascoltare i giovani. Io spero di averlo fatto con mio figlio, una cosa che mi sono sempre proposta di fare, perché a volte è più comodo per certi genitori presi da questa vita frenetica lasciarli fin da piccoli. Beh, a parte che adesso ci sono delle situazioni veramente paradossali, il cellulare in mano a 3 anni o davanti alla televisione per ore, perché così non disturbano. Io nel mio piccolo spero di essere riuscita a mantenere un certo equilibrio, perché ascoltarli anche quando si ripetono o sembra che i loro discorsi siano diversi dai nostri. Per esempio a mio figlio, come a molti giovani, dà fastidio sentire dire ai nostri tempi, perché noi siamo portati sempre a rapportarci ai nostri tempi, e capisco che per loro è molto più difficile vivere in una società come questa, sono più disorientati di noi. Anche perché non hanno degli esempi qualificativi come avevamo noi, perché bisogna dire anche quello che è. Non dobbiamo addossare a loro molte colpe che non hanno, perché proprio fanno parte di un sistema sociale che è cambiato. È vero, bravissima Sandra, aver detto queste parole. Delle volte addossiamo a loro delle colpe che non hanno, proprio per togliercele a noi e darle a loro, che è molto più facile. Io penso anche a quegli insegnanti che ho avuto ospiti, che hanno portato questi ragazzi qui dal Veneto in Sicilia senza un cellulare, senza niente, e i ragazzi neanche si pensavano del cellulare. Questo l'hanno dichiarato questi genitori. Però io penso anche a quei ragazzi invece che avevano il cellulare su questa maledetta Corriere che questo pazzo delinquente voleva incendiare, dice di no, voleva, quanto importante invece è anche il cellulare in queste situazioni. Come hai vissuto questa fase anche un po' strumentalizzata di questi episodi che abbiamo tutti quanti assistito? Io ho detto che a quel ragazzo doveva
essere data assolutamente questa cittadinanza, perché se la meritava, come tutti quelli che era la cittadinanza, poteva essere qualsiasi altra cosa, però per me hanno fatto una cosa grande, loro non hanno guardato né il colore né l'età, non hanno guardato niente, per loro erano tutti uguali e dovevano essere salvati tutti, e questo ragazzo l'ha fatto. Come hai vissuto questa cosa, Giacomo? Io volevo dire che spesso appunto uno dei problemi è che si generalizza troppo, quindi giustamente né nel bene né nel male non bisogna farlo, bisogna vedere i casi specifici, quindi piuttosto e appunto ci sono degli esempi veramente notevoli, per cui non mi capacito. Poi mi è piaciuto anche Salvini che li ha portati a mangiare un gelato assieme, cioè ha rotto quella tensione che c'era, ha detto poteva essere anche mio figlio, andiamo a mangiarci un gelato, ed è stato un gesto bellissimo, che vale forse delle volte più di tanti gesti eclatanti, di tante medaglie, di tante cose, proprio anche un semplice gelato, ma pensate anche per questi ragazzi, mangiato in compagnia con questo ministro, è importante a quell'età là, perché è un esempio che questo ministro ha dato nel bene e nel male, però io l'ho visto un ottimo esempio. Cosa vuoi dire, Barbara? Niente, io condivido, come dice anche Giacomo, in effetti è vero, diciamo che il razzismo purtroppo, perché di questo che parliamo, è una brutta cosa veramente, e dovremmo aprire più che la testa, dovremmo aprire più il cuore verso tutta l'umanità. Quindi il gesto poi che ha fatto quel ragazzino è veramente una cosa bellissima, e veramente, soprattutto molto la prontezza proprio. Esatto, così piccolo, essere così maturo, veramente. Perché ha anche rischiato, perché non si se questo veniva sorpreso, non si sa che reazione avesse avuto, perché dopo questo ho chiesto scusa, non volevo, ma sempre dopo, ma in quel momento tu avevi le taniche, ecco, avevi oscurato tutto il pur, pensate anche il terrore di questi ragazzi, guardate che sono stati veramente bravi, i più bravi proprio quelli che hanno avuto il coraggio di chiamare la mamma, di chiamare le forze dell'ordine, guardate che non è un film, ci ha fatto anche capire dalle parole, vero Sandra? Guardate che non vi stiamo raccontando un film, quello che stiamo vivendo, che delle volte dall'altra parte non sempre trovi delle persone veramente, io ho chiamato in autostrada perché c'era un deficiente con un camion che andava a 200 euro, dice lei a quanto sta andando? Ho detto scusi ma con chi sto parlando? No, mi vuole spiegare con chi sto parlando? No, perché dopo ti ritrovi, l'ho detto, non mi vergogno, tanto c'è il mio numero perché io chiamo sempre, quando c'è qualcosa che non funziona non me ne frega, perché così si deve fare, perché non è possibile, perché mettono a repentaglio la vita degli altri, però poi veramente dall'altra parte ti trovi delle persone, e perciò giustamente oltre alla prontezza, proprio la determinazione e la consapevolezza di far capire che c'era qualcosa di grave. Prego Sandra. No, volevo dire appunto, mi ha molto commosso, diciamo, il fatto che questo ragazzo avesse questa pacatezza nell'esporre i fatti, nonostante la paura, presumo, ha parlato nei dettagli, ha dato le giuste spiegazioni, facendo capire che non potevano rischiare la vita a quell'età, che quindi non era uno scherzo, quando ha detto la prego signore, non è un film, non è uno scherzo. Non le sto raccontando un film. E comunque brave le forze dell'ordine, perché pare che siano addestrati anche a capire quando si tratta di banali scherzi o quando invece bisogna intervenire in maniera tempestiva. Quindi per fortuna tutto è finito bene nel modo migliore. Ed hanno mangiato un bel gelato. Franco, cosa vuoi dire? Se posso dire una cosa, cioè, perché anche questa cosa qua del non è uno scherzo, non è un film, cioè far veramente riflettere, perché dall'altra parte c'hai qualcuno che veramente potrebbe prendere la cosa come una cosa di fantascienza e a volte veramente la realtà supera quello che non te l'aspetti mai, se non quando succede davvero, e quindi veramente tanto di cappello. Tanto di cappello anche tu. Franco? Ma anche secondo me stupisce proprio la prontezza, no? la lucidità, la maturità anche, no? E soprattutto l'uso. Come dice Sandra, come ha descritto la situazione. Assolutamente, anche il fatto dell'uso finalmente del cellulare per qualcosa di utile, insomma, no? Perché molto spesso, come dicevamo prima, i ragazzi diventa quasi un passatempo perché i bambini non rompano le scatole, tra virgolette, no? Gli si piazza davanti qualcosa per farli giocare. In realtà bisogna fare capire invece ai giovani e soprattutto ai ragazzi di quest'età che il cellulare è potenzialmente molto pericoloso, ma nello stesso tempo può essere uno strumento utilissimo. Bisogna
secondo me è giusto che i ragazzi si rendano conto dell'utilità che può avere la tecnologia. Ma questo è l'adulto che glielo deve insegnare. Certo, sono i genitori che devono lavorare con i propri figli. Esatto, capire quando è giusto dare questo telefonino, a che età darlo, quanto usarlo, come usarlo, perché loro vanno un po' indirizzati, vanno presi anche per mano, perché sono in una fase di crescita che loro si sentono sempre adulti, bravi, però invece stanno crescendo, e se crescono male poi non è tutta colpa loro. Non solo, ma il cellulare ti espone a volte a dei pericoli incredibili, parliamo della pedofilia, ma insomma è il massimo quello, però effettivamente li fa accedere a volte in internet in siti che non sono assolutamente consoni per la loro età, quindi voglio dire, e quindi per questo diventa, la tecnologia quando è usata male è molto pericolosa. Io questa mattina ho avuto ospite a Sveglia Veneti un avvocato donna, infatti lei ha detto la pericolosità che questi genitori, e ha dato anche delle cifre spaventose, che postano queste foto dei loro figli al mare, magari mentre giocano, mentre fanno il bagno, e lei ha detto è pericolosissimo perché ci sono proprio questi avvoltoi maledetti che poi prendono queste foto e addirittura creano dei film, pensate cosa riescono a fare con queste foto di bambini che sono all'oscuro di tutto, ma che questo genitore non si rende conto della pericolosità del social. Ecco, questo social, cosa vuoi dire, Franco? Secondo me è proprio vero, è pericolosissimo. Si vedono molto spesso anche amici che postano foto dei loro figli in situazioni anche particolari, come nel cambio del pannolino, cioè cose veramente assurde che io dico, ma insomma sono cose che in qualche modo devi tenere per te, insomma non è questo, fare social non significa mettere in piazza tutta la tua famiglia, secondo me. Anche i social devono essere usati in maniera cosciente e soprattutto legata a questioni per esempio sociali. Social significa anche questo, condividere cose belle, addirittura si va anche nella morbosità molto spesso nell'operazione, no? Il quasi dover per forza mettere in piazza tutta la propria famiglia per far capire ci siamo al mondo, ci siamo anche noi, è quasi un discorso sociologico in questi casi qua, secondo me, quindi pericoloso secondo me, quindi deve essere gestito meglio. Ecco, devono essere posti anche dei limiti e deve esserci un'autoregolamentazione anche proprio personale, insomma non può andare così allo sbaraglio. Hai parlato benissimo, Franco. Allora quello che non è pericoloso è ritornare alla nostra musica, e andiamo con la musica. sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli, partiti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate, neanche per pisciare, si va dritto a casa, senza più pensare che la guerra è bella, anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare,
da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e da veloce verso il ritorno, fra 2 minuti è quasi giorno e quasi casa e quasi amore. Un bel applauso, non cambiate canale, rimanete con noi che vi divertirete a tra pochissimo.